Stop limits, it's a monument. Please, be respectful. Step out. La scena avviene in Campo Manin, proprio ai piedi della statua del patriota veneziano, presidente della Repubblica di San Marco, durante l'insurrezione anti-austriaca del 1848, una scena davanti alla quale l'assessore al turismo Simone Venturini non ha esitato ad intervenire. Molto spesso vediamo video che girano sui social, lamentele, proteste. Ecco, se in alcuni casi tutti noi riuscissimo a dire due parole e spiegare alle persone perché devono rispettare un monumento, una chiesa, un territorio, un campo, una calle, ecco, forse in alcuni casi queste persone capirebbero e si sposterebbero, come in questo caso. Il video è diventato immediatamente virale, ma poche ore dopo era già stato sostituito nelle visualizzazioni da un video postato su Facebook da Vittorio Baroni, nel quale si vede un uomo sfidare il moto ondoso del bacino di San Marco a bordo di un unicorno gonfiabile. La variante definita cafona del turismo a Venezia è una piaga da combattere ed effettivamente chiunque potrebbe dare un contributo. Penso che ogni veneziano, passeggiando per la città e vedendo un comportamento scorretto, provi o a richiamare o a sensibilizzare quella persona. Nel mio caso passeggiavo per Venezia di ritorno da un convegno per andare in ufficio, ho visto una scena sul monumento di Manin che ovviamente mi ha fatto trasalire e sono intervenuto per raccomandare a queste persone la sensibilità e il rispetto per la nostra città.